inserire banconote o carte, inserire un'altra banconota, rifornirsi alle robe. Bastardi! Bastardi! Porca troia! Guarda qua, si appunta, forse era un'app perché ha lasciato qualcosa. Evviva bastardi! Ragazzi in giro è nulla di cliente le offre, non è tanta roba. Però quando tutti quando tu Devi entrare! Guarda, entrare! Andiamo via qui, andiamo via! andiamo via. Soave! Mi ha detto che sponsorizza il canale. Il caffè brioche pagato. Penso a te, mi raccomando, spendermi tutto. Grazie, ma sei gentilissimo. Sì, lo sponsor deve ricordare che ha pagato. Thank you. Grazie mille, ciao. Ma ancora qua siete? Ma siete ancora qua? Ma skippate, cambiate i video, cosa state qua a guardare questi video qua? Noi andiamo a divertirci, andate... Ma se sei nuovo di questo canale, lascia stare, vai via! Se sei ancora iscritto, cosa stai qui a fare nel mio canale? Togli l'iscrizione, non iscrivetevi a sto canale! Più bravo. Tutto a posto? A posto? Benissimo. Complimenti Mattia, facciamo complimenti a Mattia. Bravo Mattia. Il meglio oggi. Allora, panino, birra, prosecco. Quello che ci vuole. Fabio, tutto ok? No, caldo. Sì, della Madonna. Viva l'inverno. E viva, guarda il gattaccio. Ciao. Gattone. Allora, siamo partiti da Soave, un giro organizzato da Michele, gruppo Himalayan Veneto e sti nuovi bastardi. Sì, bastardi perché
è un gruppo che accomuna tutti i bastardi, cioè chi non ha sempre la solita moto, ma appassionati di fare sterrate enduro. In descrizione vi metto il gruppo, l'immagine, eccola qua, un nuovo gruppetto Telegram per unire tutti quelli di moto diverse, bastardi, che gli piace fare sterrato, quindi si esce e si fa sterrato. Ecco, qua è bellissimo. Se andavamo solo in Lessinia, secondo me noi avevamo un pochino, ma da Soave per arrivare fino a qua avete visto strade fantastico. Complimenti a Michele. Ecco, questo forse è l'ultimo giro della mia contessa. Tranquillo, per non spaccarla troppo, stiamo andando molto piano, anche perché qualcuno comunque va sereno. Ecco, magari nei prossimi video mi vedrete con una nuova ragazza, però c'è il pallino anche di tenersela sta moto, non lo so, vediamo. Mi mancava sterrare un pochino, vi dico la verità. Sudare, a parte il caldo, queste cose si devono fare in autunno, ma per fortuna siamo qui alti. Ora arriviamo anche a 1800 sul monte, non mi ricordo più il nome, in Lessinia. Comunque ci voleva, mi mancava sterrare, sono molto contento. Dopo 100 km riprendi il feeling con la moto, sia su asfalto che su sterrati. Non andate con Alessandro. No, oggi siamo con Michele, infatti oggi siamo con Michele, infatti non è successo niente ancora con nessuno. Non succederà. Occhio bici. Successo niente, però è andata a terra, è la prima volta di Fabio. L'abbiamo battezzata, dai. Grande inaugurazione! Io mi sono... Sì, ho rallentato per guardare te, a un certo punto ho detto che cazzo è? E mi Sono girato anch'io. Cazzo, ho messo giù cavalletto, ho messo giù la moto, non ci arrivava, una roba che l'ho butto a terra. Secondo me quando uno cade dobbiamo... butta via, aspetta che arrivo! Possiamo andare? Sì, ma sei sicuro? Sei sicuro? Ok, via. Guarda che bello. Occhio, tanti sassi da Ale. Le valigie hanno già gli strisci. Qua. Arriverà. Mattia si è perso. Mattia dove sei cazzo? Mattia dove sei? Mattia dove cazzo sei Mattia? Vediamo se lo vediamo. Dai che dobbiamo sempre andare... Ah, si è parcheggiato in fondo. Ah, buono. Sosta seria, andiamo a mangiare. Andiamo pioggia. Ah, bello ci sto.
La 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 la. La 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 la. Evviva! Qui siamo venuti anche al raduno Himalayan Veneto alla Malga Lessinia. Il cesso è fuori come le vere, con gli orsi che ti passano davanti. Bello, guarda qua. Bene, andiamo a vedere le minchiate che spara adesso la gente. Bastardi off-road. Bastardi off-road. Creo che a 50 centesimi facci di culo. Aspetta. Ciao, gnocchi di manga per favore, una birra media. Ti do la sport Sì. numero 12 quando suona vieni da me a ritirarli. Certo. Sono 13. Sì. Prego. Allora, birra per te che vai di fianco dal ragazzo a fartela fare. Ok, E ti do questo. thank you. Fatto il video della spinatura birra? Sì, vediamo se è bravo. Faccio bene allora. Facci venire sete. Dai che siamo tutti. Non so se si vedono quelli dietro, comunque cheese, evviva. Ah, quando ci vuole ci vuole. Vedo gnocchi. Grande con la sua supermoto, lisce, gomme da strada, fatto di sterrati impegnativi. Tantissimi. La mangi? Gnocchi di malga. Dai, fai il tuo. Bastardi. 10% per fuori strada. Te lo vedono, così. Che sia bello io. Dietro sei bellissimo. Ah, sì. Insomma, mi guardano tutti perché che faccio il video ai gnocchi, però quando la gente guarda i video, cioè, fanno tutti vedere cosa si mangia. Venite qua e mangiate i gnocchi. Guarda che bei gnocchi, guarda che bei gnocchi. Bastardi. Vai un colpo avanti che si sposta. Guarda la gente. Che carine. Andiamo Aria adesso. Vieni, ti porto io. Venite a rompervi le corna con me. Abbiamo fatto abbastanza oggi. Sì, abbastanza, sì. qualcosa, dai. Sì, voglio. Cosa diresti?
Primo mare, l'ultima birretta a casa. E dove la vuoi fare l'ultima birretta? No, La Orno. l'ho fatto aspettare un attimo perché dovevo togliere l'ABS. Ma tu come lo togli l'ABS? Perché bisogna ti metti in cavalletta? Metterlo su Fa cavalletto male in centrale, tirare dentro la cavalletta, farla mettere in seconda, accelerare, tenere il freno, si disattiva Ma dai. l'ABS e dopo si fa. Cambia moto! La Orno. Voilà, la Orno! Agribirrificio aperto. Ale, Ehi, che cazzo di giro, bellissimo. ti è piaciuto? Ma non l'ha fatto io, Michele? È Sì, stato sì, bravissimo no, ma Michele. anche l'ultimo pezzo. E anche l'ultimo pezzo, sì, strabello. Ginocchia, a posto? Sì. Siamo dei bastardi vecchi e rotti. Ma mi passa facendo serata. Si prega di non lanciare i sassi nel prato. Ma perché? Perché? Perché devo lanciare i sassi nel prato? Perché? La Orno. Che bastardi! Che bello, di solito me lo dicevate a me, bastardo. Bastardo! Bastardi! Aspetta Max. Bravo Miki per il bel giro. Organizza lui e non succede niente. Non venite in via con me, ma andate via con tutti gli altri. Ragazzi, siete venuti dentro il mio video, quindi dobbiamo concludere qua. Come lo concludo? È stato un bel giro, bella compagnia, bella strada, bello starrato e buoni di birre. Bene, bravi, la prossima. Bravo Miki. Bravo Miki. Sì, grazie all'organizzazione. Grazie Michele. Ho fatto il Ci possibile. ha fatto divertire. Bastardi dentro sempre. Bene, sono... Ciao. Max è timido. Non parla poco, ma di Andiamo? Ciao bastardi! Ecco. Bastardi! Ecco. Quindi concludo dicendo: se siete ancora qui avete sbagliato, dovevate uscire subito da sto video. Se mi seguivate togliete dai preferiti questo canale perché non sono da seguire. Non mi seguite, no, tengo l'Himalaya oppure no, lo scopriremo. Compro la 450, lo scopriremo. Cosa vuoi? Vuole comprare? No. Quello piccolo, quello a sinistra però. Va bene, noi ci siamo divertiti, è stata una bella giornata. Nessuno è caduto, nessuno. No, io sì. Nessuno è caduto, tocca a lui per la prima volta col suo nuovo KTM 690. E niente, un video inutile, ma ci siamo divertiti un mondo. Ciao, grazie. Aspetta, istruzioni. Tieni questo, così, bravo. Occhio alla GoPro. Togli la GoPro prima che poi la sistema. Ok. Ecco, quindi non seguitemi, commentate, criticate sotto, giudicate, criticate.